amici, ce ne andiamo in Val Brevenna e precisamente a Chiappa. A dire la verità ci siamo già stati, vi ci ho già portato una volta, e precisamente quest'autunno, dove siamo andati a fare un video con i colori autunnali, dato che è una zona che quando lì esplode l'autunno è fantastica. Ora ci ritorniamo in estate e percorriamo in parte lo stesso sentiero e andiamo ai casoni di Lumà. Sono vecchi casoni, penso abbandonati oggi, e ci facciamo una passeggiata. Prendiamo il sentiero che conduce al Monte Antola. Vi sto parlando da Chiappa. Chiappa è un paesino che si trova nella Val Brevenna e da questo paese parte un sentiero che va al Monte Antola. Ora, la nostra meta non è l'Antola oggi, andiamo ai casoni di Chiappa, oppure detti anche casoni di Lumà. È un gruppo di casette, saranno 4-5 casettine, che anticamente venivano utilizzate dai pastori a scopo caseario, dove lavoravano il latte per fare il formaggio ed erano situati in un posto dove potevano accudire i loro animali, i loro greggi, le loro mandrie, portandoli a pascolare. Oramai i casoni sono abbandonati, l'attività di quegli anni è stata interrotta dalle grosse produzioni, diciamo a livello industriale. Si è perso un grandissimo pezzo di storia, ma soprattutto una grande produzione di prodotti veramente genuini, perché tutti noi sappiamo cosa significa andare a fare una gita in campagna, fermarsi in uno di quei casolari dove i contadini ti possono vendere una bottiglia di vino fatta da loro, una forma di formaggio fatta da loro. Noi andiamo per fare una passeggiata. Siamo venuti già in questo posto a ottobre scorso, ottobre nel 2020. Quel giorno non siamo arrivati ai casoni perché il tempo si era messo al brutto, eravamo tornati indietro, e oggi che c'è un caldo pazzesco, Eraldo ha pensato bene di andarsi a fare una camminata con oltre 30 gradi di temperatura, però devo dire la verità, si sta bene perché il percorso è quasi tutta l'ombra, perciò sinceramente non si patisce il caldo. Ok, dai, allacciamo gli scarponi e cominciamo la nostra camminata. Ci vediamo lungo il percorso. A dopo. Allora, posteggiata la macchina sulla piazzetta di Chiappa, si prende l'unica stradina in salita asfaltata che conduce poi all'inizio del sentiero. Là in fondo c'è Senaraga, un fantastico borgo molto antico, e questa è la Val Brevenna. Ora proseguiamo, andiamo a prendere il sentiero. Questo video si gira a sinistra e si prosegue. Dopo poche decine di metri arriviamo a un altro bivio dove c'è una croce. Qui c'è un sentiero, ma a noi non interessa. Giriamo a destra e proseguiamo. Arriviamo a questo punto dove c'è un cancello. Oltrepassiamo il cancello
Ho già avuto modo di dirlo, ma è sempre meglio ripetersi: questi cancelli si possono aprire, ma vanno richiusi per evitare che gli animali scappino. E qui abbiamo l'inizio del nostro sentiero. Noi dobbiamo seguire quello dell'Antola, questo sulla destra, mentre andando dritti si va a Cremando, che sarebbe questo che va su. Il nostro segno da seguire è un più giallo, una croce gialla. Andiamo. Quando troviamo dei percorsi che c'è dell'acqua per terra, guardiamoci in giro, perché si potrebbe trovarsi una fonte d'acqua nei paraggi. E allora cosa succede? Che sulle rocce, nei pressi, si può trovare il simbolo del bicchiere, e questo simbolo sta a significare appunto che c'è acqua potabile. Qui c'è il nostro segnale. Il sentiero non è molto pulito, c'è l'erba un po' alta, perciò bisogna prestare un po' d'attenzione. Possibilmente calzoni lunghi e dentro i calzettoni, perché nell'erba alta è facile trovare le zecche e portarsele a casa non è simpatico. Allora, diciamo, dopo un'oretta circa che camminiamo, dipende uno come va sempre, io l'ho presa molto lentamente, oltre che i nostri segnali, troviamo il primo indizio che ci assicura che siamo sulla strada giusta, ed è questa piccola cappelletta sulla sinistra. Ecco, quando troviamo i simboli i palini, i cerchi, la croce e quant'altro con questa scritta FIE, è una garanzia, perché sono le segnaletiche messe dalle associazioni, dalle federazioni escursionistiche del posto. Là in cima c'è una data, 1907, potrebbe rappresentare l'anno nel quale è stata costruita.